L'iniziativa di oggi è in collaborazione con la Biblioteca Gramsciana, con NUR e con l'ISASCO. Insomma, è un gruppo che lavora da tanti anni assieme, in particolare con la Biblioteca Gramsciana sono ormai 11 anni che qui al Centro Servizi si collabora insieme. Con questo quartetto l'iniziativa diciamo più prestigiosa, anche l'ultima che abbiamo fatto assieme, è la resistenza su celluloide, che è già arrivata a 3 edizioni, che è un tema a noi caro, così come a tutte le altre associazioni che organizzano questo evento. Un altro appuntamento che spesso curiamo assieme è proprio affrontare le tematiche relative alle deportazioni. L'anno scorso abbiamo avuto ospite Luca Bravi, abbiamo parlato dei Sinti e del Rom. Quest'anno abbiamo appunto il professor Claudio Vercelli. Io poi do la parola invece a Pepe Manias, che è la mente di questo incontro, nel senso che oggi è una tappa di una serie di incontri, perché martedì c'è stato un incontro a Cagliari, ieri a Serdiana, oggi siamo ad Oristano e domani sarà a Villa Verde. Quindi insomma, per chi magari sa di persone che hanno perso l'appuntamento di oggi, possono suggerire domani ci sarà questo tema affrontato anche a Villa Verde. Entra in quelle che sono le attività del Centro Servizi Culturali, che propone tante iniziative. Quella dedicata alla Shoah e alle deportazioni, uno dei temi importanti per noi per quanto riguarda la memoria. Il centro che si distingue soprattutto per una raccolta cinematografica, anche una sezione dedicata alla Shoah, la potete trovare nel nostro sito, è scaricabile, con i lavori che abbiamo noi nel nostro archivio dedicati a questo tema. Detto questo, do la parola a Pepe Manias, ringraziando veramente nuovamente del suo impegno come operatore culturale continuo, della collaborazione, perché poi in un lavoro come il nostro uno degli aspetti più importanti è quello di condividere idee e confrontarsi per poter crescere, perché se no si rimane abbastanza fermi. Buona serata. Buonasera a tutti. Per Villa Verde voglio anche aggiungere una cosa, che ci sarà un appuntamento di una testimonianza della testimonianza, nel senso che un artista che si chiama Linda Riefolo farà una lavagna. Linda Riefolo è nipote di un IMU, di uno che dopo l'8 settembre, un militare, viene rastrellato a Milano, viene portato nei campi di Gusen e Mauthausen, dove lì non essendo testimone di Geova diventa testimone di Geova. E lei stessa, che è un'artista molto brava, ha fatto Brera e l'Accademia Firenze, anche lei è testimone di Geova, e farà una lavagna ispirata alla testimonianza del nonno, che poi è morto più di 90 anni, 3 o 4 anni fa. Detto questo, ringrazio tutti per la partecipazione. Diciamo che tutte queste tappe fatte e a Cagliari e a Serramanna ieri, speriamo anche domani a Villa Verde, sono molto nutrite. Questo fa piacere a me, come fa piacere anche al direttore del Centro Servizi Culturali. Abbiamo come ospite il professor Claudio Vercelli. Perché il professor Claudio Vercelli? Il professor Claudio Vercelli insegna storia dell'ebraismo all'Università Cattolica di Milano, ma è stato il primo a inoltrarsi in una pagina della storia per molti sconosciuta, gli altri olocausti. Nel 2006 scrive un libro intitolato Altri olocausti, in cui si parlava anche degli olocausti dei Rom e dei Sinti, e nel 2010 ha dedicato un intero volume importante con recensioni dappertutto sui triangoli viola. È stato il primo, diciamo, storico, non storico all'interno della denominazione, ma al di fuori della denominazione, ovviamente in collaborazione con molti storici della denominazione, a fare un libro importante sui triangoli viola. È uno dei maggiori esperti. Ecco, possiamo raccontare anche questa cosa, che 10 minuti fa ha chiamato il Re 2 che voleva fargli un'intervista su una cosa che aveva come implicazione, che purtroppo non ha potuto fare, purtroppo, insomma, siamo qua e quindi non ha potuto fare. Uno dei maggiori esperti sulla giornata della memoria, a cui passo la parola per spiegarvi il perché ci siamo occupati di triangoli viola quest'anno, l'anno scorso del Porraimos.
Perché non dobbiamo mai essere sicuri. C'era una poesia che viene data forse erroneamente a Bertolt Brecht, come scritta da Bertolt Brecht, che dice: vennero a prendere gli ebrei, vennero a prendere i protestanti, alla fine presero noi. Ecco, noi non dobbiamo essere mai sicuri che l'illibertà, la mancanza di rispetto dei valori religiosi, delle idealità altrui non possa essere pericolosa, ma è pericolosissima. E quella dei testimoni di Geova è un'esperienza molto interessante che ci aiuta ad attualizzare anche i problemi che ci sono oggi. Per chi non lo sapesse, i testimoni di Geova in Russia sono considerati illegali, vengono ancora già oggi repressi, ma al di fuori del fattore specifico dei testimoni di Geova noi non dobbiamo mai essere sicuri. Le libertà ci possono portare sempre nel baratro, e lo dico da laico, è l'esempio dei testimoni di Geova, una comunità che in Germania era 20.000 ma 10.000 vengono deportati, ci deve far capire anche questo. Incominciamo invece a discutere con il professor Claudio Vercelli. La Germania di Hitler ha un atteggiamento particolare nei confronti della religione. Nell'atteggiamento particolare che ha della religione, come entrano in modo doloroso, anche tragico, i testimoni di Geova? Non è... No, io sono già microfonato, come si dice ormai nel gergo neanche più tanto recente. Non è una vicenda univoca. Primo punto è che la Germania di Hitler, questo è ormai assodato e risaputo, è un regime non solo dittatoriale, ma si dice totalitario. Cosa vuol dire totalitario? Che ambisce nelle sue articolazioni politiche, organizzative, a comprendere tutto e tutti. Non concede, non permette, direi che non pensa neanche alla possibilità di forme di organizzazione che siano alternative alla sua struttura. Questo è un primo punto da cui partire. È pieno di implicazioni come affermazione questa cosa qua, perché all'interno del regime del cosiddetto autodefinito Terzo Reich, tutto deve essere compreso, non solo l'aspetto politico, ma anche l'aspetto sociale, alcuni elementi della dimensione economica, anche se l'economia manteneva e preservava una sua autonomia, e soprattutto, questo riguarda i fini del nostro discorso, gli aspetti civili, morali e anche spirituali. Perché? Altro punto, altro passaggio importante, la Germania di Hitler e il nazionalsocialismo si presentavano non soltanto come una ideologia politica, ma per l'appunto, essendo qualcosa di totalitario, come una sorta di concezione, visione, elaborazione del mondo in sé esaustiva. È pieno di implicazioni questo tipo di affermazione. Per coloro che vissero a quell'epoca e per coloro come noi che devono confrontarsi con il lascito di quell'epoca. Di certo l'idea di fondo è che, tra le altre cose, e penso che interessi una parte del pubblico presente, l'idea di fondo è che in qualche modo dentro le concezioni naziste ci fosse una dimensione anche, chiamiamola, spirituale, che assorbiva dentro di sé la forza della religiosità. Intendiamoci, sarebbe falso affermare che il nazionalsocialismo avesse un fondamento religioso, è fuori di discussione, però aveva l'intenzione di inglobare dentro di sé tutti gli aspetti spirituali, morali e quindi anche la religiosità. Questo cosa faceva? Sì, che non fosse possibile che esistessero organizzazioni, enti, strutture, associazioni, usate le parole che vi sembrano le più appropriate e opportune, alternative al regime. Totalità vuol dire questo, in buona sostanza. Se pensate alle parole, comprendete il senso poi delle cose. Il totalitarismo non è soltanto un comando politico unificato, non è solo la distruzione sistematica di ogni forma di opposizione politica, cosa che avviene puntualmente, non è soltanto un tipo di organizzazione che ambisca a controllare aspetti diffusi della società, ma è
anche e soprattutto un tentativo in parte realizzato, in parte riuscito, per fortuna non integralmente, come raccontavamo questa mattina ai numerosi ragazzi che hanno partecipato al nostro incontro, di penetrare con la forza dello Stato e delle amministrazioni dentro il pensiero degli individui, di colonizzarlo. E uso queste parole non a caso perché sono piene, per l'appunto, come dicevo prima, di implicazioni. Colonizzare il pensiero cosa vuol dire? Vuol dire non solo eliminare o comunque ridurre le autonomie e libertà delle persone, vuol dire condizionare poi lo sviluppo. In prospettiva soprattutto, e questo è un investimento che il regime fece fin da subito, colonizzare o quantomeno orientare il pensiero dei giovani. Badate bene, non è una prerogativa del nazionalsocialismo, si ripete anche in altri regimi, ma è certo che un elemento, un fattore del totalitarismo sta nel fatto che non solo si vuole condizionare il presente, ma ipotecare il futuro. E le giovani generazioni da questo punto di vista sono la preda più ambita, perché sono le figure, se vogliamo, per certi aspetti anche più fragili, anche più disponibili a una qualche forma di comunicazione dottrinaria, tanto più se arriva da un'istituzione statale, un'istituzione collettiva, quindi che si legittima da sé agli occhi della popolazione, e sono anche quelli che hanno meno strumenti per poter stabilire una sorta di rapporto tra il presente e il passato, e dire oggi va così, ma prima andava in un altro modo, e quindi possiamo stabilire le differenze oltre che le eguaglianze. In tutta questa vicenda c'è anche un altro elemento che va considerato, ce ne sono tanti, ma in estrema sintesi ne possiamo ricordare solo alcuni. Il primo tra essi, che senz'altro il regime nazista è un regime che non ha connotazioni religiose, però in qualche modo alcuni hanno definito una religione politica. Che cosa vuol dire? Una politica che assume su di sé dei tratti religiosi, cioè l'adesione della collettività, in questo caso di quella tedesca, era fortemente vincolata anche a forme di fideismo, di partecipazione, di reciprocità che trascendevano dall'aspetto razionale e che diventavano un aspetto, e che si erano investiti da un aspetto, diciamo così, non solo morale e spirituale, su questo ci sarebbe molto da discutere, ma anche un aspetto per l'appunto di identificazione totale. Il nazismo si presentava come qualcosa che andava al di là della dottrina politica, era per l'appunto una totalità. Ora, il nazismo era peraltro attento a considerare l'insieme, il novero dei poteri costituiti. Sapeva di non essere l'unico soggetto presente in Germania negli anni 30. Non è che si va al potere e si distrugge tutto quello che esiste, non è possibile materialmente. Quindi ad esempio con i culti maggioritari, quello cattolico e quello protestante, era arrivato a forme diciamo così di compromesso attraverso gli accordi concordatari che in qualche modo, per così dire, fotografavano lo stato delle cose esistenti. Tradotto in minime parole, cosa voleva dire? Il regime si aggiudicava la sfera del controllo politico, alle chiese era concesso, alle chiese tra virgolette legittime, quelle riconosciute, che avevano firmato un accordo con il regime medesimo, era riconosciuto uno spazio di azione che era però fortemente vincolato. Vi ricordo ancora una volta, come dicevo prima, che un punto capitale di questo discorso è il controllo e l'educazione dei giovani. Su questo si giocava una partita molto pesante e molto impegnativa. E su questo il regime non voleva avere vincoli, ma non si poneva neanche dei limiti, poiché pensava che insomma, la sua evoluzione nel corso del tempo gli avrebbe dato quelle risorse che eventualmente in origine non aveva. Un altro elemento molto importante, anch'esso lo ricordavamo questa mattina ai ragazzi che hanno partecipato all'incontro e che non può mai essere dimenticato, è l'aspetto che il regime nazista, ma anche i regimi, al plurale, fascisti, hanno una connotazione molto specifica e peculiare, che è quella del cosiddetto, chiamiamolo così, razzismo di Stato. Cosa vuol dire razzismo di Stato? Tradotto in parole povere, per capirci, intenderci e per non fraintendere.
vuol dire che non hanno, per usare espressioni semplici, considerazione rispetto per le collettività e per l'umanità nella sua pluralità di manifestazioni culturali, morali, linguistiche, forse anche senz'altro religiose, per la sua evoluzione. Ritengono in buona sostanza che l'umanità non esista, che sia una costruzione, diciamo così, di circostanza e di convenienza, che esistano invece quella cosa che chiamano razze. Vi faccio presente che anche in Italia divenne dottrina ufficiale. Noi celebriamo quest'anno l'80° delle leggi razziali e razziste, che dicevano che una parte degli italiani non erano più italiani, in buona sostanza, che erano esclusi dal consesso civile, e che le razze erano dei gruppi costituiti, badate bene, non da caratteristiche spirituali o morali, cosa di per sé comunque molto discutibile a prescindere, ma erano così da tratti biologici molto precisi. Per cui chi apparteneva a una razza non poteva transitare e passare in un'altra razza. Voi vi interrogherete sul senso di queste affermazioni, sappiate che la razza è un falso storico, è stato ripetutamente messo in discussione non solo dai biologi, non solo dagli studiosi, ma non solo dagli storici, dalle evidenze di fatto, soprattutto quando per razza si intende un gruppo omogeneo, un gruppo fatto di individui che hanno dei tratti che non mutano nel corso del tempo, mentre ognuno di noi, indipendentemente dalle sue scelte, dai suoi convincimenti, è prodotto di evoluzione e trasformazione nel corso del tempo. Se no l'umanità non esisterebbe, e non esisteremmo neanche noi come figli dell'umanità. I nazisti dicevano che questa cosa non aveva nessun fondamento, mentre aveva fondamento il discorso delle appartenenze di stirpe. Loro usavano delle espressioni particolari, comunità di popolo, che vuol dire che chi è parte di questa comunità ha i diritti che gli derivano dall'essere componente di questa razza superiore, perché appunto si stabilivano le gerarchie, e chi invece di questa comunità non era parte non aveva nessun diritto, perché altro elemento connesso al pensiero razzista allora come oggi è che sì, esistono le razze, ma oltre a ciò che vi siano razze superiori e razze inferiori. Le razze superiori sono destinate a dominare il mondo. Se non lo dominano ancora è solo una questione di tempo. E i regimi politici servono a favorire questo percorso. Le razze inferiori sono destinate a essere dominate ed eventualmente, il nazismo diventerà una cosa molto palese, molto palmare, non solo essere dominate, non solo essere schiavizzate, ma essere anche disintegrate, distrutte fisicamente. Questo, sia pure in maniera molto sommaria, molto, non voglio dire banale, perché non c'è nulla di banale in tutto ciò, ma in maniera molto sintetica, è un primo passaggio da tenere in considerazione. Questo, secondo punto, apriva una, chiamiamola così, competizione, o per meglio dire un conflitto, un confronto con coloro che non accettavano questi presupposti. I primi a non accettarli furono molti tedeschi. Non è assolutamente vero che il regime raccolse il consenso di tutti i tedeschi, tutt'altro. Anzi, i primi a finire in quei luoghi che poi furono sinistramente conosciuti come campi di concentramento erano quei tedeschi medesimi che dicevano di no. Erano motivati da un'appartenenza politica, e quindi erano coloro che si erano opposti alla scelta del nazismo, erano motivati però anche da altre appartenenze e da altre identità, che non erano propriamente solo politiche. E qui entra in gioco il discorso dei testimoni di Geova tedeschi, dei studenti, studiosi della Bibbia, che poi nel 1931 si sarebbero denominati per l'appunto testimoni di Geova, e di questa presenza specifica e peculiare. Forse a una parte del pubblico sarà nota, ad altri senz'altro no. In Germania negli anni 30, nei primi anni 30, le stime al riguardo ci dicono che su 70 milioni di tedeschi circa 25.000 appartenessero alla denominazione / congregazione / movimento, usate il termine che vi pare più opportuno, dei testimoni di Geova. Erano 25.000 tedeschi, ai quali poi nel 1938 con l'annessione della Germania e dell'Austria si sarebbero anche integrati e sommati
i testimoni di Geova austriaci, che appartenevano a una congregazione religiosa cristiana dai tratti specifici e peculiari che andava diffondendosi. Non sto a fare la storia di queste cose qua, anche perché non è il fulcro, il centro di quanto andiamo dicendo, ma prendiamo questo dato come punto d'avvio di alcune riflessioni. La posizione dei testimoni di Geova, dopo un primo momento, diciamo così, di assestamento delle nuove autorità, del nuovo regime nel 1933, è una posizione che di fatto provoca da subito una contesa, un conflitto e uno scontro con il regime nazista, o per meglio dire col movimento politico che era sceso legalmente, guardate bene, legalmente al potere e che si stava trasformando progressivamente in regime. Antecedentemente al 1933 già il movimento nazista, che non era ancora al potere, aveva preso di mira tra gli altri anche le adunanze dei testimoni di Geova. Era d'abitudine fare a botto, per meglio dire aggredire più che fare a botte, perché la violenza arrivava da una parte nei confronti di queste figure, cercare di ostacolare l'opera di proselitismo e così via. Col 1933 le cose cambiano radicalmente, perché non abbiamo più a che fare con un partito tra gli altri, abbiamo a che fare con un regime, con un partito che si fa regime e che trasforma nel volgere di poco tempo le istituzioni tedesche per l'appunto in un regime politico dittatoriale. La dittatura, tanto più quella totalitaria, non concepisce e non accetta nessuna forma non di alternativa, ma anche solo di pensiero che in qualche misura non sia omologabile alla volontà di coloro che controllano tutte le articolazioni politiche. E qui entra in gioco anche un altro elemento che cito molto velocemente, ma che mi sembra molto importante. Come già dicevo prima, il regime nazionalsocialista non aveva una connotazione religiosa, però, vi dicevo, ha una sorta, come dire, di irrisolto atteggiamento di religiosità politicizzata, per in qualche modo legittimarsi agli occhi di non pochi tedeschi, e come se dicesse: noi siamo una struttura politica, noi siamo uno strumento politico, però siamo investiti da una coscienza, da una cognizione che è superiore. Lo stesso Hitler disse, dirà, in più di una circostanza, non solo nei colloqui personali, di essere illuminato da una volontà superiore. Non era un credente, non era neanche un laico, era una figura molto atipica, però io vi ricordo che, ad esempio, un fatto che può interessare ad alcuni dei presenti, sulle fibbie delle cinture dei militari dell'esercito tedesco di allora si portava una scritta Gott mit uns, Dio è con noi, Dio che è con noi, che non si rifaceva e che non demandava una legittimazione divina, ma il convincimento di rappresentare, per appunto, come movimento totalitario, tutto lo scibile umano e, aggiungo altro aspetto, di rappresentare anche qualcosa che si legittimava da sé, che quindi poteva fare anche le cose più cruente, più brutali, più violente, senza doversi giustificare. Questa cosa è importante metterla in chiaro, perché altrimenti rischiamo, altro elemento che questa mattina cercavamo di chiarire agli studenti, di rimanere un passo al di qua della comprensione di quel fenomeno. Rischiamo cioè di dire: vabbè, ma a un certo punto una coscienza non ce l'avevano. Questa coscienza, semplifico al massimo, se erano venduti a se stessa, nella misura in cui è andati oltre a quelli che erano i limiti, i vincoli che ogni persona, non solo di buon senso, ma che al di là del fatto che sia credente o non credente, si pone come vincolo nel suo agire. Il nazismo rappresenta un oltre a questa cosa qua, ed è una sfida per il passato, ma è una sfida anche per il presente. Non perché il nazismo ci sia, ma perché quel modello lì ricade anche in certi aspetti nell'agire di alcuni nostri contemporanei, se no non saremmo qua a parlare di quel fatto lì, lo avremmo liquidato come un fatto storico, che è avvenuto come tante altre vicende e, come dire, vedremmo e osserveremmo oltre. Prego.
di fatto quando iniziano le repressioni, e quali sono nei confronti dei testimoni di Geova, quindi prima dei Bible Forscher che diventano poi testimoni di Geova, e quali sono le motivazioni della repressione? Abbiamo diverse epoche, come ho detto prima, abbiamo le aggressioni. Queste precedono la costituzione del nazismo, o se preferite del nazionalsocialismo, l'una parola è una contrazione dell'altra, in regime. E questo però è un dato significativo, perché vuol dire che già prima del 1933, in buona sostanza, gli studenti biblici erano identificati tra gli altri come degli avversari, a vario titolo. Ecco. Con il 1933 allora la politica si fa di Stato e di governo, che è un salto di qualità. Un conto è usare i propri militanti, gli appartenenti al proprio gruppo, le milizie armate per fare esercizi violenti contro gruppi di cosiddetti avversari. Dico cosiddetti perché i testimoni di Geova non si ponevano in un'ottica di contrasto al nazismo, si ponevano al di sopra e al di fuori di questo fenomeno, però dovettero poi farci i conti, in buona sostanza, perché questo fenomeno li chiamò in causa. Col 1933 la politica di persecuzione dei testimoni di Geova diventa sistematica. Ci sono alcuni passaggi rilevanti. Sistematico intanto perché, questo per essere chiari fino in fondo, è una politica di Stato, non è la politica di un partito, è un partito che si è fatto Stato ed è uno Stato che decide di usare tutti gli strumenti a sua disposizione per reprimere quel movimento, quell'associazione, quell'insieme di gruppi presenti sul territorio tedesco. C'è tutto un impianto ideologico dietro questo tipo di costruzione. Senz'altro io credo, questa è la mia valutazione, che deriva anche dalle riflessioni, dagli studi fatti, condivisi anche con coloro come Joseph Garbe o Paolo Piccioli, compianto Paolo Piccioli, che hanno lavorato ancora prima di me su queste cose qua, senz'altro perché il movimento nazionalsocialista prima e il regime nazionalsocialista poi sopravvalutano la forza in quel momento del movimento dei testimoni di Geova. Cioè, sono 25.000, ma è come se fossero 25 milioni nell'ottica, diciamo così, esagero forse, può darsi, ma tanto per intenderci. Questo però è un aspetto, non è un aspetto unico. Vi sono altri elementi che volevo ricordare in questa come in altre circostanze. Intanto il fatto che i testimoni di Geova rifiutassero quello che dicevo in origine essere l'impianto ideologico fondamentale dei fascismi e del nazismo. E questo impianto era il razzismo, la divisione dell'umanità in molti gruppi e segmenti che in qualche modo si fanno la guerra tra di loro. Questa cosa per il nazismo era inaccettabile. Non esiste l'umanità, esistono non i popoli, ma le razze, le stirpi che si contrappongono. Noi rappresentiamo la stirpe migliore e dobbiamo affermare la nostra signoria, quantomeno sull'Europa, e non solo. Per un testimone di Geova questa cosa era completamente inaccettabile. E da ciò derivava da subito l'accusa di essere i portatori di cosmopolitismo, che all'epoca era un'accusa molto grave, non solo in ambito fascista, cioè di praticare idee internazionaliste. Che cosa vuol dire internazionalismo? Cioè di non riconoscere non tanto il valore legale e formale, quanto il valore reale dei confini. Le fratellanze superavano questo limite, questo elemento. Per un nazista, per dei nazisti, questa cosa era intollerabile. L'appartenenza di stirpe aveva dei confini molto chiari, molto netti, razziali, razzisti, e si determinava e si dava proprio da questo tipo di divisione rispetto non solo e non tanto come alcuni potranno ancora pensare altri popoli, ma rispetto per l'appunto ad altre comunità nazionali che erano considerate inferiori e quindi da non solo surclassare ma anche da eliminare. Non è un pensiero che i nazisti abbiano necessariamente da subito, però subentrerà all'interno della loro logica.
perché l'altro aspetto, allora come oggi, vorrei dire ai presenti, del razzismo, non è soltanto il cattivo pensare, come potremmo credere, ma il convincimento che oltre al cattivo pensare, cattivo lo diciamo noi, non lo dicono i razzisti che pensano di essere in buona fede, ma che oltre al cattivo pensare debba in qualche modo subentrare anche un appropriato agire. E l'appropriato agire cosa vuol dire? Vuol dire reprimere, vuol dire perseguitare, vuol dire anche eventualmente, se se ne creano le condizioni, eliminare gli altri. Capite? È pieno di conseguenze questo tipo di atteggiamento. Un'ulteriore accusa che veniva rivolta ai testimoni di Geova era di essere dei soggetti giudaizzanti, cioè ricorso ad aspetti e componenti dell'Antico Testamento. Si diceva il coinvolgimento economico degli ebrei americani nel sostegno della congregazione dei testimoni di Geova. Era una costruzione mentale che i nazisti diffondevano. E una serie di altri elementi collaterali comportavano il fatto che in una Germania nazista che era fortemente antisemita, dichiaratamente razzista e antisemita, chiunque in qualche modo fosse visto in un rapporto di contiguità col mondo ebraico era considerato come un nemico esso stesso. La costruzione mentale, dicevo, che stava dietro questo tipo di atteggiamento derivava da l'impressione, che era qualcosa di più di un'impressione, il convincimento che le autorità tedesche avevano allora che in fondo i testimoni di Geova fossero una sorta di lungamano dell'ebraismo internazionale. Bisogna conoscere il razzismo antisemita nazista per capire e cogliere le sfumature di questo discorso, e badate bene. Gli ebrei sono presenti ovunque, sono una potenza tentacolare, utilizzano loro correligionari come anche dei non ebrei per portare avanti i loro interessi. I testimoni di Geova sono quantomeno sospetti da questo punto di vista perché esprimono una identità che in qualche modo può essere avvicinata a quella, se non degli ebrei, quantomeno dei giudaizzati, e tali vanno considerati e come tali vanno anche perseguitati per certi aspetti, non come ebrei, ma che ebrei non sono, ma come dei soggetti che rifiutano il razzismo antisemita e rifiutano e si comportano come se fossero per l'appunto i latori degli interessi ebraici. Ci siete? Mi seguite? Non sono passaggi così semplici e facili, però vanno messi a fuoco. Un altro elemento importante, un elemento che poi peserà molto nelle vicende a seguire, in queste come in altre vicende a seguire, è l'accusa di neutralità politica. Badate bene, in un regime come quello nazista non era concesso avere idee diverse dal punto di vista politico da quelle espresse dal regime, era fuori discussione, però bisognava aderire al regime. Cioè, in un regime totalitario non basta solo dire sono estraneo e indifferente, bisogna fare un salto di qualità, bisogna dire io ci sto, io ti do la mia adesione. La neutralità politica in questo caso voleva dire non offrire la propria adesione, non essere omologabili a quello che il regime chiedeva, a partire dai gesti personali quotidiani. Un caso emblematico, a partire poi dal 36-37, sarà il saluto nazista, Heil Hitler, che diventa un saluto pressoché obbligatorio e anche, tra virgolette, spontaneo perché espresso senza pensarci più di tanto. Chi non salutava in questi termini qua veniva identificato come un soggetto estraneo, alieno alla nuova comunità di popolo nazionale, capite? Cioè andare dal macellaio, comprare la carne, sarebbe meglio dire andare dal panettiere, perché all'epoca non è che molti tedeschi a partire dai testimoni di Geova avessero molti soldi, la carne era un lusso domenicale o delle festività comunque, ma andare comunque a comprare il pane, portarsi dietro la sporta della spesa, vedersi salutare dal commerciante Hitler e non rispondere era una scelta piena di conseguenze. Come mai non saluta? Guardate che in un regime democratico questo problema non si pone. È del tutto ovvio salutare o non salutare, al massimo se non salutiamo facciamo per maleducati. In un regime di questo genere il saluto politico è qualcosa che connota l'adesione
o meno a quello che sono la comunità nazionale di stirpe. E questo dato entrava prepotentemente in campo. Fatichiamo noi a capire le conseguenze di certi atteggiamenti anche molto elementari, ma noi parliamo di un regime che aveva questa pervasività e che quindi chiedeva quotidiane manifestazioni di adesione. Chi non le esprimeva era fuori dalla sfera non solo di legittimità, ma dalla sfera della condivisione, veniva identificato come qualcosa di alieno. Altri elementi che posso ricordare, proprio rispetto anche al rifiuto al saluto, al rifiuto anche alla partecipazione alle iniziative del regime, che erano ossessive, maniacali, ripetute costantemente, né più né meno come in Italia a un certo punto verrà introdotto il sabato fascista, per cui si andava a fare quelle manifestazioni, molti ci andavano anche senza grande convinzione, non è che fossero fascisti perché ci andavano, però ci andavano. Il non andarci era, anche in questo caso, una sorta di autodenuncia. Non ci sei e si nota di più, come direbbe qualcuno, il fatto che tu non ci sia rispetto al fatto che tu possa esserci. Si prende nota di questa tua assenza. Perché? Perché il rifiuto dell'idolatria e della religione politica, come l'abbiamo definita poco fa, aveva un peso molto forte all'interno di queste dinamiche. Altro dato importante è il fatto che i testimoni di Geova proseguirono finché fu possibile, dopo 36-37 divenne praticamente impraticabile, se non attraverso vie traverse, se non di nascosto, se non segretamente, l'attività sia di proselitismo pubblico che di diffusione della stampa. Il regime era molto attento a questo aspetto qua, faceva un forte investimento sia nei confronti della dimensione, per così dire, formativa, le scuole dove si formano i giovani, che vanno ideologizzati. Se mi è passato un termine, che credo non sia equivocabile, vanno sottoposti a una sorta di catechesi politica, perché sono degli elementi ancora non fragili, ma degli elementi aperti su cui si può scrivere quello che noi vogliamo, anche in contrasto con quello che le famiglie potevano auspicare. Dall'altro lato c'è l'aspetto informativo. Il regime, man mano che andò consolidandosi, chiuse sempre di più ogni residua possibilità di formazione, informazione, che non fosse quella che passava attraverso i suoi canali di censura. Oggi sarebbe più difficile, però vi faccio presente che alcuni regimi, la Russia è un caso da questo punto di vista, controllano la grande messa di informazioni, riescono a chiudere certi rubinetti. È vero, oggi è molto più difficile che nel passato. In passato cos'era l'informazione? Radio, televisione ovviamente non c'era, men che meno internet, e poi carta stampata, quindi si sapeva con chi si aveva a che fare, il controllo era agevolato. Però vi faccio presente, ripeto, che oggi se si vuole creare un'atmosfera, un sentimento, o se preferite un risentimento contro qualcuno, i poteri costituiti, se sono poteri rigidi e forti, controllano come se fossero dei rubinetti i canali informativi. Ora, la presenza di una stampa che non fosse omologata al regime, non importa quali contenuti essi avesse, era vissuta come qualcosa di intollerabile. Anche il proselitismo lo poteva fare il regime rispetto alle sue organizzazioni, non certo un'altra struttura, non importa di quale natura, che era comunque dal punto di vista del regime letta come una struttura politica, perché qualsiasi atto di opposizione o qualsiasi atto di non omologazione diventava immediatamente un atto di resistenza nei confronti del regime, capite? Non è questione di come io mi definissi all'epoca, qualora non volessi accettare ciò che il regime imponeva. Era il modo in cui il regime mi definiva a caratterizzarmi dal punto di vista dell'opposizione. Ancora, e vado alla conclusione di questo percorso di passaggi che però sono molto importanti. È fondamentale, sì. Col 1935 in Germania viene reintrodotta la leva obbligatoria. Prima non c'era, è stata abrogata dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Perché la Germania che esce dalla Prima Guerra Mondiale è ridimensionata, è una Germania sconfitta non solo non tanto militarmente quanto dal punto di vista
politico, è una Germania sfiancata che vive poi grandi crisi economiche, non è una Germania arretrata, non è una Germania, questo è un grosso problema. Potessimo pensare che era un paese arretrato, ma era un paese che era al centro dell'Europa, non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, eccetera. E i trattati di pace della Prima Guerra Mondiale impongono un esercito ridimensionato, non più di 100.000 militari nell'esercito di terra, un naviglio molto contenuto, non di meno un'aviazione del tutto irrilevante. Hitler, una volta che si consolida al potere, reintroduce illegittimamente, violando i trattati di pace che erano stati sottoscritti dalla Germania medesima, la coscrizione obbligatoria, cioè tutti i maschi devono andare a fare servizio militare. Ha un obiettivo che non nasconde neanche, peraltro: arrivare un giorno a un conflitto armato con le potenze europee e con l'Unione Sovietica per conquistare quei territori che vedete qua. Tra l'altro non abbiamo neanche proiettato le immagini, ma fatto per intenderci, questo è il livello di massima espansione nel 1942 della Germania nazista e dell'Italia fascista, perché l'Italia è parte di questo gioco, l'Italia di quell'epoca lì, non l'Italia di oggi, l'Italia di quegli anni lì, perché è un'alleanza politica che produce la guerra. Ora, chiamare i maschi tedeschi al servizio militare voleva dire imporre a loro un obbligo, e va bene. Chiamare i maschi, i giovani diciottenni aderenti alla denominazione di testimoni di Geova a fare il militare voleva dire fare a pugni con i loro convincimenti, perché era abbondantemente risaputo che la posizione pacifica, non pacifista, il pacifismo è un'ideologia, ma la posizione comunque pacifica, o come mi è stato fatto notare da un esponente della denominazione già di diversi anni fa, la posizione pacificatoria presupponeva comunque l'astensione non solo dall'uso delle armi, ma anche dal ricorso a tutti quegli elementi che dentro l'esercito, allora come oggi, richiamano sia la violenza fisica, sia l'idolatria attraverso ad esempio le divise. In quegli anni poi la cosa era ancora più accentuata di quanto non potesse esserlo poi successivamente. Questa cosa aveva un peso fortissimo, voleva dire che i maschi di fatto non erano portati, come sarebbe poi avvenuto ai membri della denominazione nei decenni successivi, anche qua in Italia, prima che passasse l'obiezione di coscienza e così via, in fortezza, così si diceva, o comunque sia detenuti in un carcere militare. Voleva dire nella Germania di Hitler essere immediatamente spediti non solo in galera, ma anche nei già costituiti campi di concentramento, che, aggiungo per intenderci, non erano delle galere un po' più dure, erano dei luoghi dove vigeva non l'arbitrio, ma la legge che il partito Stato imponeva, anche al di fuori di quelle che erano le norme residue di tutela che malgrado tutto lo Stato tedesco ancora preservava per una parte quantomeno dei prigionieri nelle carceri, tra virgolette, legali. Finire in un campo di concentramento voleva dire essere deprivato non solo della propria libertà, ma anche di tutti quegli elementi di identità personale, senza i quali nessuno di noi può considerarsi donna o uomo. Il fatto stesso che fin da subito i campi di concentramento nel 1933 vengano istituiti non sono ancora luoghi di sterminio, come diventeranno durante la guerra, nei confronti degli ebrei, ma sono luoghi dove vengono trattenuti illegalmente, cioè senza una sentenza da parte della magistratura, senza una condanna. Gli oppositori politici prima, poi i soggetti associari, gli zingari che diventano un bersaglio sistematico, una parte di coloro che altrimenti sarebbero stati considerati detenuti comuni, ma che venivano buttati di dentro in questa immensa fornace perché doveva essere una sorta di mattatoio comune, dove la brutalità emergeva, e quindi anche gli studenti biblici, testimoni di Geova, la dice lunga su cosa ciò comportasse. Avvicinandosi alla guerra, l'obiezione di coscienza diventava un crimine dal punto di vista dello Stato nazista intollerabile. Difatti una delle grandi violenze, una delle grandi, se mi è passato il termine, mattanze,
fu quella esercitata contro i giovani appartenenti al movimento che nonostante i tra virgolette, passatemi l'affermazione virgolettata, caldi inviti a recedere dalla propria posizione, i caldi inviti voleva dire che vi prendevate una nazione di bastonate, che venivate sottoposti a ogni genere di violenza, che venivate insomma, in una condizione in cui obiettivamente gli esseri umani non riescono a resistere molto. Ebbene, una parte cospicua di queste persone, di questi giovani, di questi giovanissimi, di estrazione poi sociale modesta, non provenienti da chissà quali ambienti, da quali famiglie, continuavano a dire di no, e in genere a ciò seguiva molto spesso l'esecuzione, a volte anche in maniera molto brutale, in pubblico, dell'individuo additato ai compagni di prigionia come un renitente non solo alla leva ma alle regole dello Stato tedesco che si imponevano su tutti. Voi capite che queste cose qua, insieme aggiungo come ultimo elemento irrisolta questione che si trascina fino ad oggi, cioè la concorrenzialità teologica e non solo, con i culti concordatari, quelli invece ammessi dallo Stato tedesco, ammessi perché è evidente che Hitler e i suoi uomini non potevano dire cancelliamo con un colpo di penna, con un colpo di mano, tutti i cattolici tedeschi e tutti i protestanti tedeschi, e avrebbero fatto il vuoto. Erano ammessi in attesa che poi, chissà, le condizioni della guerra dettassero una situazione nuova, e allora si sarebbe poi visto. La concorrenzialità però che deve essere creata anche con sistemi molto astiosi di denuncia, questa cosa avverrà anche in Italia, con i testimoni di Geova, un numero molto contenuto, che verranno spesso indicati alle autorità di polizia, dai parroci, dai preti, comunque dalla ramificazione locale, in questo caso una parte, non tutta, della Chiesa Cattolica, avrà un forte peso sul destino dei testimoni di Geova. I testimoni di Geova quindi a questo punto entrano nei campi di concentramento. Alcune riflessioni: possono uscire dai campi di concentramento, e se possono uscire perché non lo fanno? Qual è il loro atteggiamento nei campi di concentramento e come vengono considerati anche dagli ufficiali tedeschi dentro i campi di concentramento? E poi sicuramente vedremo anche delle immagini, la vita che tutti quelli che fanno prima nei campi di concentramento e poi nei campi di sterminio, qual è quella vita? Dunque, i testimoni di Geova finiscono quasi esclusivamente nei campi di concentramento, la distinzione non è agevole. Campi di concentramento, campi di sterminio, però per intenderci, se parliamo di campi di concentramento parliamo di istituzioni segregazioniste, non illegali rispetto allo Stato nazista, ma illegali rispetto alle leggi altrimenti vigenti, dove gli individui si vedevano limitati o sottratti alla propria libertà e poi in prospettiva, dopo uno sfruttamento in genere bestiale come bestie da lavoro, come animali da lavoro, subivano non solo le violenze ma anche gli effetti di queste violenze, quindi in prospettiva la morte. I campi di sterminio nasceranno poi soprattutto durante la seconda guerra mondiale, saranno prevalentemente se non quasi esclusivamente utilizzati per gli ebrei europei, non saranno luoghi di concentramento fisico, saranno luoghi in cui si arrivava al mattino e nel primo pomeriggio, se mi si passa l'affermazione, si era già ridotti in cenere. In una sorta di, come spiegavamo questa mattina in maniera articolata, in una sorta di catena di montaggio. Tenete conto che questa roba qua procura nel giro di poco tempo, durante una guerra mondiale dove la Germania è impegnata su moltissimi fronti, non è che stia lì a riposare, procura milioni e milioni di morti. I primi a pagare un grande tributo sono gli ebrei europei, non come nazione, tali non sono, ma come parte delle nazioni occupate dalla Germania. Ebrei europeo, allora come oggi, non sono, anche se poi si parla in termini morali, spirituali, di popolo di Israele, eccetera, non sono una nazione fisica, politica a sé stante, sono parte dei paesi in cui sono nati, cresciuti e di cui hanno la cittadinanza, nei quali si riconoscono.
elemento tanto più non hanno un esercito, voglio dire, non pensate allo Stato di Israele che è un altro discorso che sopravviene dopo, parliamo di quegli anni lì, antecedenti alle vicende successive. Erano tanto più parte, allora come oggi, di una società della quale condividevano pressoché tutti gli aspetti. E questo è un elemento di distinzione che va messo in rilievo. I testimoni di Geova finiscono nei campi di concentramento che si espandono nel corso del tempo. Qui abbiamo messo alcuni dati, che servono a capire le dimensioni, anche per sfatare certe visioni eclatanti ma anche molto mitologiche. E fino alla fine degli anni 30 la presenza di testimoni di Geova nei campi di concentramento nazisti in Germania, perché la Germania non aveva ancora occupato altri paesi, è una presenza cospicua. Viaggia a seconda dei campi considerati intorno al 5, 10, 15, 20% dei prigionieri. Condividevano la prigionia in genere insieme ai deportati politici tedeschi. Poi quando la Germania si espanderà con le guerre, con la seconda guerra mondiale, allora lo scenario muterà perché entreranno dentro anche gli ebrei e quant'altri. Ora, qual era la situazione, la posizione e la condizione dei testimoni di Geova all'interno dei campi di concentramento? I campi di concentramento erano strutture che raccoglievano a volte anche decine di migliaia di persone. Tenete conto che c'era una forte rotazione perché le persone morivano. Non si andava in un campo di concentramento per essere rieducati come dicevano le autorità falsamente, si andava in un campo di concentramento per essere annientati, che è un'altra cosa. Qualcuno poteva uscire, ma questo varrà fino alla fine degli anni 30 perché poi tutte le porte verranno chiuse a quel punto lì, anche perché il livello criminale dei campi sarà tale da non permettere più di avere dei testimoni, non di Geova in questo caso, ma dei testimoni della detenzione nei campi, che usciti, una volta liberati, potevano raccontare, lì sta succedendo un mattatoio. Allora, qual è la condizione, dicevamo, dei campi dei testimoni di Geova, nei campi di concentramento? Qui ci sono un po' di immagini che fra l'altro abbiamo lasciato in deposito alla biblioteca qualora qualcuno sia interessato, perché diventa un sistema che riguarda anche altri paesi che vengono mano a mano occupati dai nazisti e nei quali si costruiscono luoghi di annientamento, estendendo il modello originariamente rodato in Germania negli anni 30. I testimoni di Geova ovviamente non entravano volontariamente in un campo di concentramento, vi erano imprigionati. Tenete conto che su quei 25.000 soggetti di cui dicevamo all'inizio degli anni 30, circa il 50% subisce atti persecutori e repressivi a vario titolo. C'è, come dire, un prisma, o per meglio dire c'è una variazione a seconda dei soggetti. Non tutti finivano in campi di concentramento, alcuni finivano nelle galere. Questa cosa, a seconda di dove si finiva, poteva fare la differenza tra la vita e la morte, o tra la vita o una sopravvivenza, altrimenti molto sofferta. Punto 1. Punto 2, un aspetto molto importante è che comunque, un aspetto che si ripeterà nel corso del tempo, abbiamo almeno quasi 900 casi comprovati di sottrazione dei minori alle famiglie biologiche, civili, anagrafiche di origine, di culto, di fede, se posso usare questo termine, virgolettandolo, geovita. Questo è un aspetto particolarmente doloroso, pieno di implicazioni, si ripeterà anche con una parte dei polacchi, non per ragioni ideologico-religiose ma razziali. Cosa voleva dire la sottrazione? Che la famiglia veniva messa a immagine della vita civile, in qualche caso veniva deportata. I figli, che non appartenevano alla razza inferiore alla razza ebraica, ma alla razza ariana, ma di una famiglia, come dire, che era composta da ariani che sbagliavano, perché erano supposizioni appunto legate al movimento dei testimoni di Geova, venivano consegnati a famiglie ideologicamente affidabili. Con tutti gli effetti che questa cosa poteva comportare. Il ratto dei minori da parte dei nazisti è una cosa che avverrà
con una certa frequenza, vuoi per ragioni ideologiche, vuoi per ragioni di ordine razziale. Nei confronti della popolazione polacca, soprattutto della Polonia occidentale, sarà una pratica abbastanza comune togliere i bambini alle famiglie di appartenenza, ritenendo, per i tratti somatici che hanno, questi bambini potrebbero essere ariani e non slavi, e quindi li consegniamo alle famiglie tedesche perché crescano come dei buoni ariani, non prima di avergli fatto un esame razziale, secondo i criteri al medesimo tempo confusi e, come dire, durissimi che si utilizzavano in questi casi qua. Chi andava a finire in un campo di concentramento o comunque in un luogo di prigionia nazista, in buona sostanza era poi sottoposto ai rigori dei campi di concentramento. Una prerogativa che spesso, ma non sempre, guardate bene, veniva offerta agli appartenenti alla denominazione era quella di uscire firmando una dichiarazione di abiura, che era però piena di conseguenze. Il rifiuto della propria fede, in buona sostanza. Io, Pinco Pallo, scusatemi il termine, con questo documento ufficiale che era preparato e predisposto, dichiaro che da questo momento rifiuto quello che sono stato, quello in cui ho creduto. È una cosa piena di conseguenze per la persona, perché è come se io dicessi, da questo momento dichiaro di non essere ciò che sono stato. Sono qualcosa d'altro. Aggiungo anche un altro elemento che in genere viene sottovalutato, ovvero il fatto che questa cosa qui aveva altre implicazioni, non bastava spesso l'abiura, bisognava anche denunciare altri ex, o a questo punto correligionari, e denunciare gli ex correligionari vuol dire denunciare le persone a sé più prossime, i familiari a volte, comunque gli amici, i conoscenti, quelli con cui si era condivisa una parte della propria esistenza nel corso del proprio tempo. Terzo elemento, non meno importante dal mio punto di vista, voleva dire guardarsi allo specchio e dire ma chi sono io? Certo, la prospettiva era quella di fuoriuscire da luoghi di questo genere qua. Smettere di essere trattati così. Questi sono repertori fotografici molto comuni, che giravano, non dico sulla stampa ufficiale, ma erano molto diffusi, della serie guardate come trattiamo gli elementi alieni al popolo tedesco e al Grande Reich. Finalmente ci prendiamo cura della salute della nazione. Questi sono soltanto dei soggetti che non hanno dignità. Vi faccio anche presente, guardate bene, queste tante altre immagini che evocano una condizione, fermiamoci su questa, una condizione di perdita della propria soggettività, conferimento di un triangolo, in questo caso qua viola, ma anche di una matricola, un numero di matricola al quale si doveva rispondere prontamente quando si veniva chiamati. Voleva dire perdere la propria soggettività. Se c'è un elemento fondamentale e come tale del tutto ovvio nella vita di ognuno di noi è il diritto al nome e il diritto alla propria soggettività. Possiamo benissimo essere parte di un organismo più ampio, riconoscersi in esso, viverne tutti i tempi, le modalità, le relazioni, però noi siamo noi. Siamo i nostri confini, la nostra fisicità. In un contesto come questo genere, anche solo ad esempio tagliare i capelli, che veniva giustificato come misura in qualche modo per evitare il problema dei parassiti dei pidocchi, in realtà serviva anche per deumanizzare la persona, tutti uguali, o per meglio dire tutti identici, in un contesto dove per l'appunto la soggettività veniva a mancare. Chi filmava la Biura diventava di fatto poi un informatore delle polizie politiche, non c'è tanto da fare distinzione, non è che ti si aprissero i cancelli, uscivi fuori e tornavi a fare la vita di prima dicendo vabbè, insomma, è passata la notte, c'è un nuovo giorno. No, filmava la Biura, aveva comunque una vita molto difficile perché le polizie politiche avevano una presa molto, molto forte, non solo in quel regime ma soprattutto in quella realtà, quella nazista, e da ciò ne derivava, come dire, una morte civile, sociale per molti aspetti. La stragrande maggioranza
dei triangoli viola o comunque degli aderenti al movimento dei testimoni di Geova, lo chiamo un movimento per intenderci da un punto di vista sociale, denominazione, congregazione, ognuno può utilizzare il termine che ritiene più opportuno a seconda dei suoi punti di vista. Questa scelta non la fecero anche perché probabilmente coglievano la dimensione dal loro punto di vista di non accettabilità. Era un'intransigenza, diciamo così, pure obbligata dai propri convincimenti e dalle circostanze, perché altrimenti l'alternativa, come diciamo, era la morte civile. Prego. Per chiedere una cosa, possiamo considerare quella dei testimoni di Geova una resistenza? Sì, allora si è a lungo discusso, io poi non sono molto appassionato per le definizioni, credetemi, servono per capire, eccetera, ma mettere le etichette sulle persone, sulle esperienze va fatto sempre con grande cautela. Quello che posso dire è che senz'altro l'esperienza dei triangoli viola deportati nei campi di concentramento, ma più in generale perseguita del regime politico, fu obiettivamente, uso anche un altro avverbio, oggettivamente, cioè al di là della volontà delle stesse persone, un atto di resistenza civile, morale e spirituale. Lo fu perché le condizioni invece erano quelle di omologazione, che non vuol dire tutti uguali, magari tutti uguali. L'eguaglianza è una bella cosa, vuol dire condividere gli stessi diritti, condividere aspirazioni comuni, condividere un terreno comune. No, era tutti uniformi, letteralmente tutti fatti con lo stampino e, scusatemi le affermazioni al limite della banalizzazione, tutti protesi a realizzare gli obiettivi del regime, che poi erano quelli di una guerra razziale e razzista. Allora, chi si opponeva per i più svariati motivi a questo disegno, non importa quanto consapevolmente della natura del disegno medesimo, ma perché percepiva a pelle che questa cosa non poteva funzionare, che non doveva funzionare, esercitava, come dicevo prima, oggettivamente una forma di resistenza. Badate bene che ormai anche nella storiografia ormai è assodato il fatto che le resistenze sono molteplici. C'è una resistenza armata, ci sono resistenze civili, ci sono resistenze morali e spirituali che si sommano, che nascono anche da premesse, da presupposti e producono esiti anche distinti e diversi. Ma era il tentativo estremo di opporsi al ruolo compressore di questi regimi, capite? Pagando ovviamente dazio, perché non c'è resistenza senza pagare lo scotto di queste cose qua. Senz'altro fu una forma di resistenza e questa cosa qua a me lascia, come dire, un po' da pensare quando anche i detrattori della denominazione non vogliono riconoscere questa, non vogliono attestare questo che è un dato di fatto. Si può benissimo non riconoscersi nel movimento, nella denominazione, nella congregazione dei testimoni di Geova senza per questo, se mi si passa il termine, falsificare le carte. Non sono d'accordo con i principi, le premesse, i presupposti del movimento dei testimoni di Geova, però obiettivamente queste persone sono sacrificate. Queste persone sono morte. Qualcosa mi chiedono, su qualcosa io mi interrogo anche sui sacerdoti che si sono sacrificati nel nome della loro convinzione, sacerdoti cattolici, pastori protestanti, non tutti, certuni che si opposero nella loro personalità contro quel regime lì, perché evidentemente gli uni e gli altri avevano dei principi morali sui quali non erano disposti a recedere, capite? Questa è una cosa che va al di là delle appartenenze che ognuno di noi può avere, delle simpatie, delle antipatie, delle abitudini e quant'altro. È qualcosa che supera quell'aspetto lì. Per usare un'espressione ebraica si dice ricordati del male che ti ha fatto Amalek, cioè ricordati del male che ti è stato fatto dal male medesimo, abbine memoria. È una cosa che va al di là delle identità personali e di gruppo e diventa una storia per molti aspetti continentale ed europea. Grazie
Ringrazio il professor Vercelli per la sua... abbiamo passato l'ora, non so quanti se ne siano accorti, anche oggi ragazzi abbiamo fatto l'ora e nessuno si è accorto del tempo che è passato. Un ringraziamento al professor Vercelli per questa sua... Grazie a voi. Adesso però ci fa molto piacere sentire anche i vostri pareri, le vostre domande. Ecco, chiedo delle domande anche di approfondimento all'argomento di cui il professor Vercelli ha fatto la comunicazione. Abbiamo qua il mega direttore Marcello che porterà il microfono a chi vorrà intervenire. Non abbiate timore, davvero. Nonostante me, non... La signora. Io vorrei fare una domanda al professor Vercelli, una domanda un po' più generale rispetto all'argomento trattato stasera. Intanto lo ringrazio perché credo che abbia colmato una lacuna ed era importante che finalmente si parlasse anche di questo aspetto, diciamo, della persecuzione delle minoranze in Germania e non solo, ovviamente. Allora, la mia domanda era riferita invece al progetto di cui lei è parte, insomma, partecipe o dirige, non so esattamente, e cioè usi della storia, usi della memoria. Allora, la settimana scorsa in radio sentivo uno storico, un suo collega, che a proposito della memoria faceva questo tipo di discorso, cioè probabilmente si è privilegiata la memoria rispetto alla storia. Ecco, io vorrei sapere qual è la sua opinione e se è d'accordo con questa posizione, diciamo. Se vogliamo raccogliere qualche quesito, qualora ci sia, se no io inizio a rispondere alle singole sollecitazioni. Io inizio, magari qualcuno se ha qualcosa ancora da formulare, poi in genere in questi incontri spesso non dico che ci sia il ghiaccio, quello no, ma c'è sempre, come dire, qualche titubanza, non credo che sia esaustivo, semplicemente poi le idee vengono nel mentre. Allora, dunque, io vi dico questo, queste storie qua e anche queste memorie, laddove la memoria in questa accezione è un fatto molto personale e soggettivo, la storia o le storie sono un fatto più collettivo, a lungo sono rimaste dentro i cassetti, per tante ragioni. Finisce una guerra, non si vuole parlare di quello che è avvenuto durante la guerra, è così, bisogna ricucire le ferite, suturarle, bisogna andare oltre. Chi era sopravvissuto a questi sistemi, che sono sistemi, come vedete, capillari, e che riguardano centinaia di migliaia, se non milioni di persone, chi era sopravvissuto a queste cose qua e tornava a casa, se una casa ancora ce l'aveva, non aveva voglia di raccontare, molto spesso, o si sentiva dire, se tentava di raccontare qualcosa, beh scusa, ma qui insomma hanno bombardato, qui mancava il pane, cioè le cose che avvengono in guerra. Il punto qual è? Che gli ex deportati hanno vissuto un'esperienza che di per sé raccoglie tutti i peggiori aspetti della guerra, una esperienza che superava a volte anche la possibilità di esprimersi con le parole di senso comune. Un altro aspetto è come fai a raccontare quella roba lì. Ai ragazzi in genere diciamo, io dico, per stabilire delle analogie, ma ovviamente le analogie sono anche molto vincolate e limitate. Immaginati, se ti è possibile, di essere oggetto maschio, femmina, uomo o donna che tu sia, di uno stupro, e poi pensa se hai voglia di raccontarlo. Cioè, una violazione della tua intimità fisica, che è qualcosa di catastrofico, non solo da un punto di vista materiale, ma da un punto di vista psicologico, morale.
i regimi totalitari praticavano uno stupro collettivo, se così vogliamo dire, e non è un caso se queste cose poi si sono ripetute in altre guerre, in altre vicende, anche con regimi più deboli apparentemente, ma non meno determinati dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere. E questo è un primo aspetto. Secondo aspetto è che, insomma, il problema non è soltanto quello legato a chi ha fatto certe cose e a chi le ha subite, ma a gran numero di persone che in qualche modo hanno attraversato quell'epoca e quei tempi senza aver detto nulla. Intendiamoci, non possiamo mettere sotto processo un'intera generazione, saremo ingenerosi, noi che siamo arrivati dopo, non possiamo farlo, però dobbiamo capire, difatti i cambiamenti sono avvenuti a partire dagli anni 60 e 70, quando figli e nipoti hanno iniziato a chiedere ai genitori: ma voi dove eravate quando succedevano queste cose qua? In Germania come in altri paesi, anche qua in Italia. Quando c'è stato un avvicendamento, ad esempio, non solo nei regimi politici, perché quelli erano già crollati nel 1945, ma nelle posizioni di rilievo degli ordini professionali, piuttosto che della magistratura, che avevano concorso a questo tipo di... Cioè, una cosa così non la fai perché hai un pazzo, è una interpretazione banalizzante di quelle vicende lì. L'uomo spiritato che riesce a raccogliere carismaticamente i soggetti intorno a sé è, come dire, una figura importante, ma poi ci vuole un coacervo di figure, di soggetti che sono d'accordo con lui, e ci vogliono ordini professionali, ci vuole una società che si allinea su queste cose qua. Non avviene subito, no, passo dopo passo si scende negli inferi, passo dopo passo, iniziando a dire sì a una cosa, poi a dire sì all'altra cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per farla breve, bisogna tenere in considerazione questi elementi di contesto. Negli anni 70, 80 e 90, quindi arriviamo ai tempi a noi più prossimi, c'è stata una proliferazione delle memorie. Alcune di queste memorie, molte di queste memorie sono memorie importanti, perché ci permettono di ricostruire quello che abbiamo vissuto in quegli anni lì, quello che hanno vissuto in quegli anni lì, e la rilevanza civile per la nostra storia al presente. Altre memorie sono meno importanti nella misura in cui diventano inflattive, quasi che la quantità confermasse la drammaticità di quei fatti. Non è così, non importa quanti sono morti, pur fa la differenza per coloro che sono morti e non sono quelli che sono sopravvissuti, ma non è il numero che fa la differenza, non è la grande quantità, è, come dire, la ferocia che stava dietro questo sistema e la sua, aggiungo, questa mattina lo mettevamo molto in chiaro, modernità. Qui non abbiamo a che fare con un regime che arriva dal passato, che si manifesta in un paese arretrato, come vorremmo pensare, e che, insomma, lascia una scia di morti per poi sparire. No, la Germania era tutto fuorché un paese arretrato. Tutto fuorché un paese arretrato. Non è un caso se trova, come dire, la Germania nazista trova articolazioni di movimenti politici, sociali, culturali, religiosi molto ampi, un pluralismo molto vivace, che disintegra, che distrugge nel giro di pochi anni. Abbiamo a che fare con una popolazione che certo era costituita anche da soggetti che poi si sono piegati, ma anche da altri soggetti che non si sono piegati. Cioè, è una storia molto contemporanea, molto drammatica. Rispetto al bivio, alla dicotomia tra memorie e storia, sì, certo, le memorie individuali non ci restituiscono la complessità dei fenomeni storici. Sono però un elemento di supporto importante per fare storia. Fare storia, l'avrete compreso, sicuramente lo sapete anche da prima di questo incontro, non è stabilire una cronologia. La cronologia serve per capire come certe cose si sono evolute nel corso del tempo o involute, ma fare storia vuol dire stabilire dei nessi tra il passato e il presente. Aggiungo un altro aspetto: se parliamo di memoria al plurale è un conto, se parliamo di memoria, di giorno della memoria, parliamo di qualcosa d'altro, cioè non parliamo del passato ma parliamo del presente, cioè della rilevanza che un'idea o delle idee che noi abbiamo del passato ha rispetto alla coscienza civile del presente, perché, come diceva il famoso filosofo, insomma, di te quella vicenda parla, a te quella storia parla, no? I latini affermavano de te fabula narrato, di te parla quella storia, anche se tu credi di non c'entrare nulla con quella storia lì. Quella storia lì c'entra con la nostra storia odierna di cittadini della Repubblica Italiana, di cittadini dell'Unione Europea, di cittadini del mondo,
con tutti i limiti del caso, nella misura in cui ci racconta che sistemi moderni, contemporanei, che si vogliono evoluti, sanno o hanno saputo nel passato scendere le scale dell'abisso e hanno avuto un buon grado di consenso in questa cosa qua. Un buon grado di consenso. L'elemento più inquietante non sono i carnefici, che possono essere tanti ma non sono mai una maggioranza, non sono le vittime che pagano pegno, che possono essere tante, ma per l'appunto spariscono. Va bene se si preserva di loro memoria, altrimenti non sono mai state vittime, non sono mai esistite. Il vero problema è costituito da, chiamiamone tra virgolette, usando un linguaggio che arriva dalla storiografia inglese, di lingua americana, gli osservatori, gli spettatori, che non sono vittime né carnefici. Osservano quanto avviene e dicono, succede, la cosa non mi riguarda. E chiudo questo tipo di comunicazione, che non dà una risposta rispetto alla questione che lei sollevava, ma che riprende alcuni temi di fondo, invitandovi, qualora già non l'abbiate fatto, a visitare, se ne avete l'opportunità in futuro, quello che si chiama Binario 21 a Milano. Binario 21 è una istituzione sorta in questi ultimi anni, che recupera il binario 21, che era il binario non in superficie, ma nel trincerone della stazione centrale di Milano, da dove partivano i convogli dei deportati verso i luoghi di deportazione e di sterminio. È diventato un memoriale collettivo. Cos'è interessante di Binario 21? Il fatto che quando voi entrate in questo memoriale, che ha diverse funzioni, dove si studiano questi fenomeni, dove si fanno incontri con le scolaresche, con gli insegnanti e così via, troverete una grande scritta su un muro costruito appositamente all'altezza d'uomo: indifferenza. Indifferenza. A voler dire che una matrice amorale di questi processi è la indifferenza. Allora come oggi, guardate bene, non è una predica, è un riscontro di fatto, anche perché la mia indifferenza verso gli altri può essere anche indifferenza degli altri nei confronti del mio destino nel momento in cui io mi trovo in difficoltà, capite? La libertà mia riposa nella libertà altrui e viceversa. Il mio essere individuo riposa nell'essere parte di una comunità più ampia, con la quale e nella quale mi riconosco, con la quale interagisco, nei confronti della quale tutelo anche la mia personalità, la mia soggettività, ma in un rapporto di scambio, capite? In realtà questi regimi costruirono delle false comunità, comunità di omologazione, di identificazione, non comunità di condivisione ragionevole. E siamo su un piano molto molto diverso. Allora, un paio di domande molto dirette, professore. La prima, come mai questa verità storica che ci sta presentando stasera è stata sottaciuta per decenni? La seconda, guardando il grafico, la statistica dei numeri alle sue spalle, vedo che il numero dei testimoni di Geova che sono stati vittime della persecuzione nazista è un numero preciso, mentre gli altri sono numeri abbastanza variabili, indicativi. Quindi queste due domande. Grazie. Ma dunque, sul primo quesito, che è quello, come dire, più, tra virgolette, non appassionante, ma più impegnativo, si può rispondere in diversi modi. Intanto io posso dire, per quel che io ho conosciuto del movimento denominazione dei testimoni di Geova, è una storia che è stata in qualche misura raccontata e coltivata con, credo, non poche difficoltà all'interno della denominazione, ma ha faticato ad affermarsi all'esterno. E questo è un fatto che è avvenuto anche con altri gruppi. Lo stesso racconto dello sterminio ebraico a lungo faticava ad affermarsi al di fuori dei gruppi dei sopravvissuti. Si ricollega con quello che dicevamo prima, cioè nessuno vuole ascoltare il racconto della vittima che è sopravvissuta. Non piace, non interessa. C'è stato un lungo periodo in cui si diceva anche siete lagnoni,
In fondo, siete qua, siete sopravvissuti, perché state qua a raccontare queste cose? Non ci interessa, insomma, no? Chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato, abbiamo altre prospettive, punto 1. Punto 2, nel caso specifico dei testimoni di Geova ci possono essere anche altre considerazioni però che entrano in gioco, che non valgono necessariamente rispetto ad altre categorie di vittime. Senz'altro, per quanto riguarda il nostro paese, un fuoco di sbarramento fatto da istituzioni religiose o clericali che non sono espressione del movimento dei testimoni di Geova, lo chiamo così per intenderci, della denominazione, che vivono con afflizione la competitività, diciamo così, religiosa, spirituale, capite? Questo è un aspetto importante, per cui questa storia, testimoniarla all'interno che ne so, di un ambiente scolastico piuttosto che in una biblioteca non era facile, non è che fosse imposta una censura, però non c'era neanche il pubblico disponibile ad ascoltarla. E questo è un dato che io ho riscontrato in più di un'occasione, insieme, ma questo vale anche per altre categorie di vittime, a quegli atteggiamenti veramente odiosi, che permangono anche tra gli adulti, ma se in fondo è finito in un certo posto è perché se lo meritava, e perché se lo cercava, poi si inizia a fare l'elenco, ebrei, sia pure con trattamenti molto diversificati, e con situazioni molto differenti, e numeri molto diversi, omosessuali, zingari, propriamente detti popolazioni nomadi, Sinti e Rom, oppositori politici, e altri ancora asociali. C'è sempre qualcuno, anche se non te lo dice, ma lo capisci dal volto, che pensa, in fondo sono non solo delle eccezioni, ma sono quelle che per me costituiscono, se non la feccia della società, comunque sia l'espressione di una singolarità che io non voglio accettare. Cavoli loro, se la sono cercata. In fondo, i triangoli viola tedeschi non avevano solo da stare zitti e finiva lì. Qualcuno ti obietterà, è già anche capitato. Non avevano da fare esercizio, aggiungo io, di ipocrisia dicendo va bene, accettiamo le regole del gioco, non professiamo più i nostri intendimenti, le nostre idee, e basta. E questa è una delle obiezioni che viene avanzata, un'obiezione irritante, perché è un'obiezione che fa a pugni, se ne parlava all'epoca in cui ancora era con noi, con Paolo Piccioli, fa a pugni col principio di laicità dello Stato, dove vale il pluralismo sociale, culturale, morale, spirituale, no? L'omologazione. No? Paolo su queste cose qui era molto attento, io ho avuto dei confronti ripetuti nel corso del tempo e lui esprimeva delle idee molto precise, potevamo anche non condividere certe cose, ma trovavamo un terreno comune di intesa. Non lo sanno, Piccioli era uno storico all'interno alla denominazione, è uno di quelli che in Italia più hanno scritto anche su riviste scientifiche al riguardo, come studi storici, eccetera. E come dire, era la persona tra quelli che ho conosciuto più accreditata per fare un discorso storico basato sulle fonti, eccetera. Tant'è vero che ho lavorato anche su una parte dei documenti e delle suggestioni che lui mi indicava, no? Confrontandoci poi nell'incontro che avevamo a Roma spesso su anche posizioni opposte, idee diverse, ma insomma non era l'unico, però era senz'altro quello più vivace, più preparato al riguardo. Ha dato proprio per la denominazione quell'aspetto lì, sui testimoni di Geova, ha pubblicato delle cose che non sono uscite in libri ma sono uscite in riviste scientifiche di taglio universitario, così via, tanto per dirci. Per cui, come? Perché i numeri sono così precisi? Beh, insomma, dipende da molti fattori. In questo caso qua dipende dal fatto che la denominazione ha concorso a ricostruire il tassello di coloro che mancavano. E una comunità è tale non solo se celebra i vivi, ma se ricorda i morti. Non per piangersi addosso, ma per dire c'erano e hanno testimonianza con il loro passaggio della moralità loro e in prospettiva anche nostra. È un aspetto non da poco questo. Non sono comunità, non sono società quelle che non
hanno rispetto per i morti, anche se i morti sono morti. Poi ognuno ha i suoi convincimenti, ma rimane il fatto che i morti hanno lasciato un transito. È stata un'opera mica facile da ricostruire questa cosa qua, perché si scontrava per l'appunto anche con la mancanza di dati. Cioè, dove è finito il correligionario che è sparito nelle notti e nelle nebbie di quella storia lì, perché poi, credetemi, in alcuni casi si poteva ricostruire la traiettoria, ma in altri no, perché poi uno veniva portato da un posto a un altro, poi perdeva i rapporti. Un altro deposito importante sono le testimonianze di coloro che non erano testimoni di Geova, che come ad esempio Margarete Buber-Neumann ha avuto a che fare, ad esempio a Ravensbrück, con i blocchi, così si chiamavano, con i gruppi, in questo caso di deportate donne. Ravensbrück era un lager femminile. Lei è stata capo blocco, capo baracca di almeno 200 o 300 testimoni di Geova tedesche, ivi obbligate. Ravensbrück apparteneva al circuito dei campi di concentramento e di annientamento, e guardate che la sua testimonianza, che è uscita già parecchi anni fa, pubblicata dall'importante casa editrice universitaria italiana, Il Mulino, prigioniera di Stalin e Hitler, perché lei era la moglie di un importante dirigente del Partito Comunista Tedesco, era convinta, una comunista convinta. Riparò con suo marito nella Russia di Stalin, subì le purghe della Russia di Stalin, purghe che, fatte le dovute differenze, nel corso del tempo si ripetono, nella Russia anche non comunista, perché è una modalità di gestione della società, ma questo riguarda l'oggi, non riguarda il passato. Quando da Occidente i tedeschi nazisti invadono la Polonia nel 1939 e l'accordo Ribbentrop-Molotov, i russi sovietici invadono da est la Polonia medesima, c'è anche una postilla che dice i tuoi tedeschi o tu sovietico che tu hai già portato in un gulag, come nel caso della Buber-Neumann e del marito, li rendi a noi tedeschi nazisti, che li trattiamo secondo i nostri criteri. Non so se mi capite, uno scambio ferino, cioè lei precipita dal gulag al lager, nel lager viene mandata a Ravensbrück e a Ravensbrück diventa la responsabile della baracca dei testimoni di Geova, del Bibelforscherin. E bisogna leggere la sua testimonianza, che è densa. Lei mai si convertirà, lei manterrà le sue opinioni, le sue idee, e tuttavia testimonia di questo universo, di questa baracca dove tutto, come dire, era lineare, dove nell'infelicità più assoluta, perché un campo di concentramento non poteva creare nessun tipo di sentimento positivo, e pur tuttavia c'era lo sforzo con i gesti quotidiani di resistere alla barbarie, no? Lei, ripeto, mantenendo le sue idee, preserverà e coltiverà una forte, come posso dire, una forte, non attrazione, ma un forte rispetto per queste donne che in tutti i modi possibili cercavano al mattino di pulirsi. Guardate bene che non avevate un servizio igienico, avevate le latrine che erano a dir poco prive di dignità, stavate in mezzo al fango, cercavano in tutti i modi di mantenere una reciprocità, tentavano in qualche caso, una cosa che sarebbe ripetuta anche con i maschi, di continuare la loro opera di proselitismo. Vi faccio presente che farlo in quei luoghi lì era rischiare la pelle, tradotto proprio in parole povere. E questa è una prima risposta. La seconda risposta non ricordo già più quale possa essere. Quella dei numeri. Quella dei numeri, certo, ma l'hanno già data, come dire, cioè qui c'è stato uno sforzo da parte soprattutto all'interno del movimento di ricostruire, chiamo movimento volutamente, devo dire come organizzazione, di ricostruire questi percorsi. Aggiungo un ultimo elemento, il problema proprio di socializzare, di far conoscere queste storie qua, non per opera di proselitismo, ma per opera di condivisione, che è indispensabile, per sfondare anche certi atteggiamenti
per l'appunto di pregiudizio, non religioso, ma proprio di pregiudizio morale e civile, che sono presenti e che si ripetono. Questo ciclo di incontri che stiamo facendo qua nella Sardegna meridionale, correggimi, meridionale centrale, Ma centro. non voglio offendere nessuno perché so che c'è uno spirito fiero qua, però io sono anche piemontese, so rispondere, Regno di Sardegna. Ordunque, questi incontri hanno anche questo significato. Ovviamente sono fatti da persone che hanno un'impostazione secolarizzata e laica, che proseguono nel loro lavoro, nei loro convincimenti, eccetera, ma che sentono anche di condividere qualcosa che testimonia non solo di diversità, ma di uno spirito di umanità. E di libertà soggettiva. Qualche altra domanda? Senza alcun problema, siamo qui. Prego Alberto. Giustamente prima ha parlato delle differenze che ci sono tra... Prima ha parlato delle differenze che ci sono tra un regime totalitario e un regime autoritario. Il nazismo appunto è stato un regime totalitario. Discorso diverso si può forse fare con il regime fascista, cioè un regime autoritario che aveva comunque un progetto nel suo orizzonte per diventare totalitario, perché la presenza insomma della Chiesa, della monarchia ovviamente costringeva il regime a rapportarsi anche con queste istituzioni. Ecco, volevo chiedere quanti erano i testimoni di Geova in Italia e soprattutto che rapporti avevano con le autorità e come questi si sono evoluti nel tempo, perché se pensiamo ovviamente agli ebrei, le leggi razziali sono state insomma, proclamate nel 1938 a Trieste, però prima del 1938 c'è tutta un'altra storia dell'ebraismo italiano all'interno proprio del regime fascista. Grazie. Certo. Allora, tutto molto coerente quello che lei chiede, molto chiaro. Gli ebrei non erano estranei ed esterni, una parte ad essi, al regime fascista. Erano italiani e vivevano come gli italiani dell'epoca, quelli che erano i trend, diciamo così, politici, culturali e così via. Questo non voleva dire che gli ebrei fossero fascisti, una parte di essi lo erano, altri erano antifascisti. Io vengo da Torino, c'era un nucleo consistente di ebrei antifascisti, si dividevano secondo quelle che erano, diciamo così, le posizioni che a vario titolo anche il resto della popolazione poteva nutrire in un regime che certo non era totalitario, però era fortemente autoritario, quindi reprimeva ogni forma di dissenso, e questo è il primo dato. La presenza, ci sono documenti interessanti di alcune autorità, le questure e così via. La presenza dei testimoni di Geova in Italia era una presenza molto contenuta, è difficile misurarla, cioè le dimensioni di grandezza siamo sui 200, 300, 400 elementi, varia a seconda di come li si considerasse, perché c'era anche una certa incertezza, come dire, di appartenenza, non era ancora, era un nucleo che andava costituendosi. I primi casi più conosciuti sono quelli soprattutto di coloro che rientravano dagli Stati Uniti, avevano conosciuto le trasformazioni culturali e religiose che interessavano gli Stati Uniti, erano migranti di ritorno e in buona sostanza, tornando in Italia prima della Prima Guerra Mondiale, portavano lo studio della Bibbia come elemento di identità morale, spirituale e così via. Ricordo bene che ad esempio in alcuni documenti fascisti o comunque delle autorità di polizia in età fascista si definivano i testimoni di Geova di allora, gli studenti biblici, con termini ancora molto incerti. Si parlava di tremolanti, ad esempio, mi è rimasta impressa questa espressione, per il tipo di esercizio di attività che poteva essere svolta leggendo la Bibbia e così via. Tenete conto che comunque al di là della persecuzione che poi le autorità fasciste faranno anche su diretta richiesta delle autorità ecclesiali locali, laddove vi sono degli insediamenti, io stavo recuperando per l'appunto anche gli appunti che mi ero segnato qua per indicarvi esattamente anche proprio i luoghi
tenete conto che comunque sia, anche quando non vi era, cosa peraltro rara in quegli anni lì, una persecuzione diretta e immediata, vi era la difficoltà proprio per questi piccoli gruppi di persone di proseguire la loro attività, perché le cose erano molto problematiche di per sé. No, quindi hanno segnato un primo gruppo, scusatemi, ma un calo di voce. Il primo gruppo viene censito, viene riconosciuto nel 1903 a San Germano Chisone, cioè dalle mie parti, per intenderci, io abito a Torino. Poi la prima congregazione che è riconosciuta nel 1908 è a Pinerolo, anche quella dalle mie parti. La prima assemblea a Pinerolo, nel 25, per coloro che eventualmente fossero abituati a conoscere, a frequentare, siano parte della congregazione, dico parole forse non troppo irriconoscibili per altri. C'è il caso noto di Remigio Cuminetti, che è stato obiettore di coscienza durante la prima guerra mondiale e che è stato un caso clamoroso. Poi tra il 19 e il 35 vi sono nuclei, ma di modesta dimensione, censiti dalle autorità di polizia, probabilmente. Sondrio, Trento, Vicenza, Aosta, Ravenna, L'Aquila, Teramo, Pescara, Foggia e Benevento. Questi quantomeno ai dati ufficiali sappiamo, parlando di ricerca storica. Entro il 35, cito sempre gli elementi che mi ero segnato, non più di 200-250 aderenti con una relativa, qui mi ero scritto, incertezza ancora dottrinale. L'elemento però che contraddistingueva, oltre a dettato culturale, spirituale che andava affermandosi, era l'uso della carta stampata, riunioni semiclandestine e opere di proselitismo. Uso quindi della comunicazione stampata, che è una caratteristica che poi si è mantenuta nel corso del tempo, che non è soltanto un elemento di comodità, ma un elemento, direi, di identità. Riunioni semiclandestine perché comunque sia si veniva spiati e si veniva poi denunciati alle autorità, bastava anche essere denunciati, che ne so, ai carabinieri, per dire che a un certo punto arrivavano, non erano i repressori, però erano comunque quelli che venivano a chiederti ma cosa stai facendo, non vai in chiesa, eccetera, 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 e questo metteva subito con le spalle contro il muro. Opera di proselitismo, il controllo sociale era poi particolarmente vivace all'epoca, tanto più in luoghi rurali, prima ancora che in ambienti metropolitani o comunque urbani. E opera di proselitismo era la cosa che poi creava cortocircuito, in buona sostanza, perché cosa voleva dire? Sottrarre ai culti riconosciuti, in particolar modo quello cattolico, degli aderenti. Adesso lo dico io con le mie parole, ma ci intendiamo, penso e credo. Il fascismo non ebbe opera difficile da questo punto di vista, condannò parecchie di queste persone attraverso il Tribunale Speciale, che era un organismo, una magistratura istituita ad hoc per le prime reati di antifascismo, qualificando gli studenti biblici come antifascisti, ipso facto. Represse e condannò molti di questi al confino, insieme agli antifascisti politici e insieme ad appartenenti ad altri gruppi che nel fascismo italiano erano perseguitati. Chi si dedicò da subito, se vogliamo ricostruire anche gli aspetti della memoria, a queste vicende qua, ma sono stati i valdesi, che io conosco bene perché io vengo dalle Vallate Valdesi, pur non essendo valdese. Abito a Caselle è il luogo dove si atterra quando si va con l'aereo, è ricordato per quello, però Val di Lanzo, Val di Susa, Val Chisone, sono tutte valli valdesi dove c'è il protestantesimo, un protestantesimo molto particolare, per certi aspetti, come dire, eterodosso rispetto alle grandi correnti di lingua tedesca, che si è insediato lì nel 1500, nel 1600 nelle vallate e che ha coltivato poi nel corso del secolo appena passato, appena conclusosi, un rapporto quantomeno non di nemicizia nei confronti del mondo, della realtà dei testimoni di Geova. La stessa cosa che si può dire della Chiesa Cattolica, non è un j'accuse, ma ancora adesso io ho riscontrato che su questo tema qua c'è, come dire, una sorta di chiusura, a parte poche eccezioni. E
una cosa che mi ha pesato, volevo portarmelo a casa. E scusate la battuta, ma si impone rispetto anche alla impegnatività dei temi trattati, che non sono cose su cui è facile scherzare, ma questo, come dire, sono considerazioni mie, ecco, in buona sostanza. Il regime fascista, per chiudere questa risposta, come sempre prolissa e lunga, grazie, ma non mi interessa, il regime fascista non ebbe né, lei lo ricordava molto bene, le medesime caratteristiche di quello nazista, senza per questo diventare meno responsabile di certe porcherie, sia ben chiaro, né ebbe davanti a sé un fenomeno che andava invece così radicandosi all'epoca, parliamo degli anni 20, degli anni 30, come era avvenuto in Germania, eravamo in una condizione diversa. Dopodiché, con la fine della seconda guerra mondiale, lo scenario sarebbe mutato ancora e anche di molto per arrivare in buona sostanza a noi. Prego, Marcello. Una voce che credo... Professoressa Cosso dell'Ampi. Buonasera professore. Buonasera a lei. Io volevo chiedere se per caso, perché è la seconda volta che sento stasera da lei questa valutazione del fascismo come un sistema semplicemente autoritario. Le volevo chiedere se per caso non sia depotenziarne la portata a definirlo così anziché totalitario, perché io ho imparato in lunghi anni di studio che il fascismo è un sistema totalitario di massa imperfetto, nel senso che a differenza del nazismo ci sono poteri come la Chiesa e il Re che in qualche misura lo arginano. Tuttavia, partendo dal fatto che Mussolini è stato il modello per Hitler e non viceversa, gli strumenti con cui il fascismo si è affermato sono la violenza programmatica, l'uso della propaganda e della repressione, la sistematica eliminazione di qualunque elemento che in politico, il Parlamento, i sindacati, qualunque altra cosa, in qualche modo ne limitasse il potere. Io mi spavento quando sento parlare solamente di sistema autoritario, perché non tutti i sistemi autoritari sono totalitari, a partire dall'imposizione di un pensiero che oggi possiamo chiamare pensiero unico e che allora era l'ideologia che secondo me è perfettamente condensata nel credere, obbedire e combattere. E tra l'altro, nonostante nel tempo si tenda a dimenticarlo, lo stereotipo del cattivo tedesco, certo, e del bravo italiano deve essere proprio una volta per tutte eliminato, perché ben prima del 1938 il fascismo aveva messo in atto politiche razziste, perché qualunque sistema fortemente nazionalistico come quello non poteva che essere quello. Quindi la prego, mi tolga questa preoccupazione, perché io ci tengo molto a continuare a dire che il fascismo è un sistema totalitario. Allora, le rispondo subito. Se c'è un'esigenza rispetto all'oggi, io, come dire, taglierei la testa al toro dicendo che il neofascismo è essenzialmente neo-nazifascismo, se l'esigenza è dare una definizione all'oggi, perché c'è questo problema. C'è questo problema, che non è un problema di astratta definizione, non è un problema storiografico, ma è un problema proprio di marcatura politica. Allora, quelli che si rifanno all'esperienza di Mussolini oggi, che si sono rifatti all'esperienza di Mussolini a partire dalla Repubblica Sociale in poi, i neofascisti, perché a quel punto il regime mussoliniano era già decaduto ed era stato sostituito da altro, hanno un tratto marcatamente nazistoide, rivendicato fra l'altro come tale da molti di essi. Questo è un primo punto che sta all'oggi, che non soddisfa il suo quesito, ma, come dire, leva un problema di torno. Non è un problema di etichette, è un problema di sostanza. Insomma, chi si dispiace del fatto che le cosiddette potenze dell'asse, no? Roma, Berlino, Tokyo, non abbiano vinto la seconda guerra mondiale, può essere definito fascista, nazista, ma quella roba lì non cambia. Rispetto a totalitarismo, autoritarismo, sapete, la prima distinzione era quella stata introdotta precedentemente da chi è intervenuto, cioè l'Italia, o per meglio dire il regime mussoliniano, è uscito recentemente, combinazione
l'ho recensito proprio in questi giorni, uno studio di un vostro conterraneo, Guido Melis, che lavora proprio sulle categorie, ma non sulle categorie storiografiche, c'è qui la recensione che è uscita oggi su un quotidiano. L'interpretazione che lui dà mi sembra abbastanza convincente, cioè il fascismo vorrebbe affermarsi come totalitarismo, non gli riesce perché, per farla molto breve e chiara, anche perché sennò altrimenti il mio interlocutore... No, vai. Questo è molto interessante perché poi c'è una parte della storiografia, che fa ad esempio parte Emilio Gentile, che considera, però la storiografia italiana è differenziata. È anche molto differenziata. Allora, voglio dire, il fascismo dovette confrontarsi con la persistenza di altri poteri con i quali scese da subito a patti, anche perché se quei poteri non gli avessero aperto la porta, il fascismo sarebbe rimasto un movimento, non dico minoritario, ma comunque secondario. La qual cosa, si badi bene dal mio punto di vista, è ancora più grave, perché un conto se io, sia pure col voto popolare, vado al governo e poi trasformo il governo in una dittatura e trasformo la società in un regime, e un conto se io invece trasformo la società in un regime, ma condivido una serie di responsabilità, a proposito dello stereotipo del bravo italiano, con persone che non si riconoscono col regime, ma che sono coesistenti col regime medesimo. La corona, la Chiesa senz'altro, pur con una fisionomia, un ruolo molto diverso, però anche come autorità temporale, l'uomo che la provvidenza ci ha consegnato, insomma, parlando di Mussolini, con una parte, diciamolo, insomma, di quel capitale economico che traeva beneficio dal regime. È così, perché il regime aveva azzittito ogni forma di opposizione, non solo politica ma anche sociale, altro che il regime che ci ha dato la tredicesima, il regime che ci ha dato l'INPS, il regime che i treni in orario e le 8 ore, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo è, come dire, ormai una cosa che sta ricorrendo in una maniera defatigante, sulla quale inviterei tutti, forse non in questa sede ma senz'altro al di fuori di questa sede, a riflettere un attimo. Cioè questo luogo comunismo, mi si passi la parola, che peraltro non è mai venuto meno, ma che oggi torna in maniera ridondante, soprattutto nel web, nei social network, ma sì, ma in fondo poi non si stava così male, anzi, no, quello era un coacervo di gruppi di interesse che avevano incapsulato l'Italia e che hanno consegnato l'Italia alla tragedia. Non sono neanche stati capaci di organizzare una guerra, detto proprio brutalmente. Questo ne parlo con cognizione, avendo licenziato da poco un libro che uscirà di qui a non molto sulla storia dell'esercito italiano e del Regio Esercito in quegli anni lì, dove è chiarissimo, non perché lo dica io, ma perché lo dicono ben altri studiosi di ben altra vaglia rispetto al mio, che quel regime lì che si voleva guerriero, maschilista, macista, tutto quello che ha portato milioni di italiani a una guerra, cosa di per sé inaccettabile nel principio, ma senza neanche avere la preparazione per fare la guerra, perché se io devo salire su una montagna, almeno che mi metta gli stivali, che mi metta calzettoni, che mi metta la giacca a vento, non che vada coi pantaloncini e con le scarpe da ginnastica, come avvenne invece. Allora, ci sono molteplici responsabilità. Il dire fu un regime a totalitarismo imperfetto vuol dire molte cose, non attenua le responsabilità di quel regime lì, punto 1. Punto 2, l'ha detto lei stesso, lo richiamo, quel regime lì fu un regime matrice non solo del nazionalsocialismo, ma di altri fascismi europei che furono sanguinari. Iustascia li coltivammo noi, no? I croati che poi massacrarono 500.000 di ebrei, non ci ricordiamo dell'occupazione slovena da parte non delle camicie nere ma del Regio Esercito dal 1941 al 1943, uno storico torinese che io conosco molto bene, Gianni Oliva, ha scritto un libro importante, Si fucila troppo poco, si intitolava così, dai dispacci che i generali comandanti di presidio mandavano a Roma dicendo qui dobbiamo fucilare una parte della popolazione perché questi qua sostengono il partigianato, qui dobbiamo lo si fece poi, dobbiamo trasferire coattivamente, come si dice, una parte della popolazione da un posto all'altro, cioè
nel cosiddetto confine orientale noi abbiamo avuto delle responsabilità, noi italiani, non solo noi fascisti, attenzione perché poi il fascismo diventa un alibi, fascisti cattivi diventano italiani buoni. Beh no, questi regimi sono compromissori, non tutti gli italiani furono cattivi, anzi alcuni furono molto buoni ma si opposero, gli altri lasciarono fare, salvo poi trovarsi davanti a un disastro collettivo nel 1943. Allora su questo dobbiamo intenderci, perché il rischio, se no, che il discorso sul regime, come c'è il luogo comune del tedesco cattivo e italiano buono, che è un falso, poi c'è anche il discorso del fascista cattivo e l'italiano buono, l'italiano buono ha subito, beh mica tanto ha subito. Poi c'entrano in gioco tante considerazioni, l'ignoranza dell'epoca, però non ha subito. Questo è il problema dei regimi totalitari o totalitarismo imperfetto, autoritarismo pronunciato, mettiamoci le etichette che vogliamo, che raccolgono comunque un certo consenso, e questo consenso non finisce quando questi regimi finiscono. Qualcuno, a me capita di scrivere spesso per Patria Indipendente, eccetera, no? Torna il fascismo. Io ho detto no, il fascismo non torna, il fascismo non se n'è mai andato come calcolo ideologico, che non vuol dire che sia una cosa di maggioranza, una cosa di minoranze, ma sono minoranze che in questo momento e probabilmente nei prossimi mesi, ne sono certo, si sentiranno di nuovo rilegittimate, scusatemi, inizia a mancarmi la voce, a dire e a praticare le peggiori cose, perché il clima è da 20 anni che sta andando verso quelle cose lì. Mal ne incoglie per chi appartiene a minoranze di vario tipo, non ci si sottrae a quella morsa lì, è un problema civile, collettivo questa cosa qua, altro che politico, oltre che poi tu scalpiti, però vedo. Perché non vorrei recuperare il professore e poi dopo portarlo all'uscita di Oristano sulla destra, visto davvero la fatica che ha fatto in questi giorni e la grande generosità. Ringrazio tutti voi. La fatica che lui ha fatto di trovare le strade. ahimè. Allora, ringrazio tutti per la presenza, ringrazio il professore per la generosità. Chi vuole approfondire meglio l'argomento c'è l'opportunità acquistando il libro I Triangoli Viola. Grazie ancora a tutti. Ringrazio prima di tutto voi, perché poi se si riesce a portare avanti delle iniziative perché qualcuno risponde, se no non si potrebbe portare avanti un'attività anche intensa come quella che stiamo facendo ultimamente, e se stiamo alzando il ritmo è perché evidentemente qualcuno segue il ritmo e ci fa piacere. Ovviamente poi quando si parla di certi temi è ancora più importante, è proprio una delle attività istituzionali che il Centro Servizi porta costantemente avanti. E io ringrazio Pepe Manias, che è già scappato, forse era lui che stava crepando, Pepe Manias per il grande lavoro, adesso che c'è quindi posso dire tranquillamente tutto quello che penso, per il grande lavoro che costantemente la Biblioteca Gramsciana, ma Pepe in particolare, porta avanti. È un lavoro serio, di grande contatto, perché mantenere anche la rete di contatti che costantemente viene alimentata e si allarga, perché poi oggi anche a pranzo abbiamo allargato ulteriormente la rete, stiamo già pensando a chi arriverà il prossimo anno, e questo ci permette proprio da quel lavoro infaticabile che Pepe e altri stanno facendo, e alla disponibilità poi di chi, come il professor Claudio Vercelli, quando arriva una chiamata l'unica questione è proprio avvisare per tempo, perché sono persone che hanno veramente un'agenda molto ricca di appuntamenti. Noi abbiamo bloccato la sua presenza nel mese di ottobre, se non ricordo male, proprio per garantirci in questo periodo la sua presenza qui, e abbiamo visto oggi dalle continue telefonate che ha ricevuto, che era richiesto da tante altre parti, però questo è un lavoro importante ed è fondamentale per il conoscere e per il confronto. È vero, come qualcuno ha detto, Silvana prima ha detto, è stata colmata una lacuna. Oggi abbiamo colmato un'altra lacuna, perché poi la documentazione, il conoscere, il sapere ci permette veramente di continuare a guardare gli altri e l'altro. Io stamattina con i ragazzi ho chiuso in questo modo. L'indifferenza, che è la parola che appunto è stata ripresa anche prima, è una costante che si vive anche nell'oggi, su tanti problemi. L'ho detto per i ragazzi e lo riprendo anche stasera. Noi oggi nella nostra società
viviamo anche una grande differenza su fenomeni di persone di altre provenienze e facciamo finta di non vedere che queste persone vengono maltrattate, vengono internate dentro campi di prigionia, spariscono, proprio i numeri non li potremo mai avere, di molte cose non sapremo i numeri, perché non sappiamo quanti nel mare o nel deserto o via in questo lungo tragitto si perdono. Di questo noi perché siamo noi adesso vivi in questa società, ne abbiamo una grande responsabilità se continuiamo a fare gli indifferenti. Quindi la memoria e la documentazione e la storia è fondamentale per non cadere nel grande errore che poi fra 40 anni ci sarà qualcuno che ci dirà ma voi dove eravate? E qualcuno che magari dirà ma no, ma non è vero quello che raccontano, non è successo assolutamente niente, perché questo si ripete. Vi ringrazio, se domani avete il piacere di venire per la serata di letture, insomma continuiamo questa giornata lunga della memoria, è stata per noi tutta la settimana un po' che ci ha impegnato, ci fa piacere, così come ci fa piacere ospitarvi anche per le altre iniziative. Ringrazio nuovamente il professor Claudio Vercelli per la grandissima disponibilità e soprattutto per la grande passione e competenza e preparazione che ci ha donato. Io ho avuto la fortuna di ascoltarlo anche stamattina e quindi è stata veramente una grande, so che oggi vado via con tante informazioni in più che stamattina alle 9 non avevo. Buona serata.